Sono Jocelyn Gakad e ho origini filippine. Sono la proprietaria del negozio Atea Couture, situato a Milano. Per seguire la mia passione sono venuta in Italia nel 2000 e pian piano ho avuto modo di affermarmi sempre di più in Europa. E nel 2013 i miei progetti creativi sono stati presentati in passerelle internazionali. Sono una delle prime stiliste filippine che ha partecipato a una sfilata di moda che si è tenuta a Cannes. Inoltre ho vinto 2 volte per i miei progetti filippini che si sono tenuti in Italia e in Francia. Principalmente i miei disegni riflettono me stessa e il mio gusto personale. I miei abiti hanno un design unico e sono di qualità e cerco sempre di soddisfare le richieste dei miei clienti. Negli anni ho avuto modo di partecipare a vari eventi. Dopo il lancio di successo che ho avuto a Milano, Monaco e Roma, tra il 2017 e il 2018 ho avuto modo di organizzare una sfilata con René Salud, un noto stilista di moda internazionale filippino, in collaborazione con il Dipartimento del Turismo delle Filippine. Il 2019 è stato un anno importante. Ho avuto modo di partecipare a molte sfilate e lo scorso febbraio del 2019 sono stata invitata ad unirmi al House of Icons per la settimana della moda di Londra. A settembre ho partecipato nuovamente alla House of Icons di Londra e un'altra sfilata poi è stata organizzata a Milano per presentare la mia collezione, ovvero il Bridal Collection. Ad ottobre poi ho deciso di portare alcuni dei miei abiti ad Amsterdam e hanno vinto come Best in Gown e Best International Costume. Lo stesso mese ho partecipato al fashion show BFFs che si è svolto a Milano e nel febbraio 2020 ho partecipato alla House of Icons durante la settimana della moda a Londra. Ora sto preparando una nuova collezione per febbraio del 2021. E vorrei ringraziare Rod Sang-Wan, che grazie a lui ho avuto modo di conoscere Savita Kay, che è la proprietaria di House of Icons, produttrice di Direttrice TV e fiduciaria del Consiglio internazionale della moda.